Abbiamo radunato tutto il Veneto, tutte le farmacie municipalizzate del Veneto, perché riteniamo questa protesta, giornata di sciopero, doverosa. 2 anni in assenza di salario contrattualizzato e dunque lo sciopero dei lavoratori, delle lavoratrici delle farmacie comunali. Da Assofarm nessuna risposta adeguata sui salari, uno stallo, quello sulle trattative di rinnovo del contratto nazionale scaduto il 2024, che ha portato al corteo al presidio davanti a Ca' Farsetti, riunendo tutte le sigle sindacali. Queste persone hanno una professionalità, delle competenze e in questo momento in cui l'inflazione galoppa mancano anche di salario. Speriamo che ci accolgano e speriamo che ci sia una forte risonanza a livello nazionale presso Assofarm, perché questo contratto deve essere firmato al più presto. Saremo pronti anche ad altre proteste, forme di protesta, perché ormai è diventato indispensabile per noi, per le nostre vite, per le nostre famiglie, ma anche per la cittadinanza che andiamo a servire.